Nel corso della conferenza stampa di ieri presso l'Esseneto, che ha visto la presentazione del nuovo allenatore della squadra, Gaetano Longo, che ha preso il posto di Totò Vullo dopo la sconfitta subita domenica a Favara per 1-0, il presidente, avvocato Castronovo, ha dichiarato alla stampa anche la denuncia fatta da parte della società per furto di uno striscione fatto fare dalla stessa Akragas, omaggiato ai tifosi della curva con la scritta Akragas 2018. Tale striscione è poi misteriosamente scomparso dall'Esseneto ed è poi ricomparso in occasione della recente partita svoltasi al Dino Liotta di Licata contro il Palermo. La società, grazie all'ausilio delle telecamere, ha scoperto chi è stato e ha esposto regolare denuncia alla Digos per gli accertamenti di rito. La società stamattina, dopo aver fatto tutto quello che c'era da fare a livello di documentazione e quant'altro, ha sporto denuncia presso la questura d'Agrigento per il furto dello striscione che è avvenuto allo stadio Esseneto e che è stato esposto in occasione della partita Licata-Palermo. Abbiamo fatto questo perché ci siamo sentiti defraudati a casa nostra. Lo striscione l'avevamo comprato noi per regalarlo ai tifosi organizzati alla città, infatti non c'è l'indicazione di nessun gruppo organizzato, ma semplicemente Akragas 2018. Averlo visto esposto a Licata è stato, come dire, una coltellata al cuore, quindi non potevamo rimanere inermi a vedere che qualcuno si è divertito a rubare lo striscione in casa nostra, che noi peraltro neppure immaginavamo che era stato rubato, pensavamo che era diciamo, presso il magazzino, l'abitazione di qualcuno che l'avevamo portato in qualche trasferta, non pensavamo neppure di essere stati oggetto di furto, però rivedendo le immagini a circuito chiuso abbiamo individuato le persone che sono entrate, che sono facilmente individuabili, abbiamo individuato il giorno, abbiamo relazionato e mandato tutto alla Digos perché comunque qualcuno a Licata si è vantato di questo gesto secondo me ignobile che mortifica la società dell'Akragas, i tifosi dell'Akragas e la città. Siccome rappresento tutte queste persone, non so se degnamente, ma cerco di farlo al massimo, mi è sembrato doveroso sporgere denuncia affinché queste persone che non hanno sottratto, come si suol fare nell'ambiente oltre allo striscione tifosi dell'Akragas, l'hanno rubato, che è una cosa diversa, possa essere recuperato perché è facilmente desumibile dalle immagini chi lo teneva, dove si trovava lo striscione e riappropriarci di quello che è nostro. Quindi penso che questo faccia piacere ai tifosi perché non dimentichiamo niente, magari i tempi non sono stati celeri rispetto all'aver visto lo striscione esposto, ma le cose si fanno per bene, soprattutto quando si agisce l'autorità giudiziaria, non si possono fare le cose in maniera frettolosa e stamattina abbiamo appunto depositato la denuncia, già la Digos è al corrente perché già Maurizio Capraro ha chiamato i funzionari della Digos quando abbiamo visto la stessa domenica mentre noi stavamo giocando con l'Alcamo l'esposizione dello striscione, quindi sapevano di cosa si trattava. Ora con la denuncia è tutto formalizzato e quindi potranno procedere a diciamo, farci recuperare quello che è nostro.